Il centrale di serata, l'ultima manche di questo super frustino che decreterà i 3 finalisti. Si va in partenza, 10 cavalli di ottimo livello al via. Elvaget, Filippo Monti, Estasi Di No, Francesco Facci, Ecogual, Davide Di Stefano, Dorotea, Francesco Pettinari, Cesare MG, Roberto Vecchione, Lisiana, Antonio Di Nardo, Cuba del Duomo, René Legatti, Heart of Steel, Santuraitala, Quantrò, Alessandro Gocciadoro, Callisto, Vincenzo, Gallo. La macchina accelera, sbaglia Elvaget, partiti. È velocissima Dorotea che prende la testa un po' a sorpresa, contenendo Cesare MG, scavalcando di pacca Estasi Di No, poi Elisiana, quindi Ecogual in corda Heart of Steel avanti a Quantrò, poi Cuba del Duomo e Callisto. Insiste Cesare AMG che attacca Dorotea, la quale ribatte 13,3 i primi 200 metri da 1,6,5 al chilometro, sparata micidiale nei primi 200 da parte di Dorotea per contenere Cesare MG. Ora prova a rallentare un po' la leader, c'è comunque 27,5 per i primi 400 di corsa. Dorotea al comando nei confronti nella sua scia di Estasi Di No e all'esterno di Cesare MG. Si vengono a completare i primi 600 di gara in 42,7. Si viene sotto alle tribune con in vantaggio Dorotea nella sua scia, Estasi Di No di fuori, Cesare MG in pariglia. C'è Elisiana che non ha speso, terzo in corda ha chiuso Heart of Steel, la mossa da parte di Callisto che accelera dall'ultima posizione e risale, trova l'anticipo da parte di Elisiana alla quale si incolla in scia Ecogual ed è costretto così in quarta ruota Callisto. Intanto Dorotea continua in vantaggio, cala drasticamente Cesare MG, chilometro in 1,12,9 da parte di Dorotea che è sempre in vantaggio in controllo. Lo scatto di Callisto in terza ruota che aggira Elisiana che non è produttiva. Cercano di muoversi anche gli altri con Ecogual che segue le mosse di Callisto. Dorotea è sempre in vantaggio, la rete ancora in 14,3, 1,27,2, 3/4 di miglio e Dorotea è in vantaggio a metà dell'ultima curva. Callisto al suo esterno, Ecogual che viene in terza ruota, poi Cuba del Duomo, non hanno spazio Estasi Di No e Heart of Steel, così come Quantrò, la retta d'arrivo per Dorotea che l'affronta in vantaggio, sposta Estasi Di No di dentro Heart of Steel, Dorotea in vantaggio, lo scatto di Estasi di dentro, Heart of Steel. Santuraitala mette il suo timbro in questo Tommaso Grassi World 2025. L'open stretch è davvero un'autostrada che si apre davanti alle zampe di Heart of Steel che ci vola di dentro e viene a vincere in maniera chiara e netta. Al secondo al largo Estasi Di No, al terzo Dorotea, poi Quantrò e quindi Ecogual. La vittoria di Santuraitala che comunque va a 16 punti e adesso bisogna, calcolatrice alla mano, andare a fare i conti perché siamo davvero sul filo con Santuraitala che sale a 16, Francesco Facci che sale a 18, mentre Francesco Pettinari era in coda e non si può inserire. Poi Quantrò Alessandro Gocciadoro, anche lui indietro, Ecogual Davide Di Stefano, e quindi potrebbero essere Vincenzo Gallo, Francesco Facci e Santuraitala i possibili 3 finalisti. Ovviamente tutto questo salvo errori, omissioni, interventi della giuria. State con la calcolatrice in mano perché questo è tutto provvisorio. La vittoria di Heart of Steel, Santuraitala.